Andrea Agostini, 37 anni, di Casal Serugo, ha fondato nel 2023 una startup che si rivolge al mondo dell'immobiliare, si chiama Ecor e va a renderlo più sostenibile attraverso soluzioni digitali. E Andrea, da quali problemi siete partiti con questa soluzione in formato software? Siamo partiti dal bisogno impellente di ridurre gli scatoloni di carta che sono all'interno degli uffici di chi gestisce patrimoni immobiliari, andando appunto a creare una replica digitale di edifici, partendo proprio dal singolo edificio. Il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è arrivare a gestire città intere andando a replicarne in formato digitale ancora una volta per migliorarne la qualità dell'aria, per migliorarne l'efficienza energetica e operativa. Andrea Agostini. Ecor ha l'obiettivo di rendere edifici e città più intelligenti, sostenibili ed efficienti grazie al concetto del gemello digitale. Che cosa facciamo quindi in Ecor? Il nostro obiettivo è replicare quello che è un edificio, appunto una città, nei termini della tridimensionalità e dei dati, andandoli ad aggregare tra loro. Questo, grazie poi ad algoritmi di intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato, andiamo ad migliorare le modalità di gestione, quindi andando ad aiutare chi gestisce gli edifici, andando a migliorare le prestazioni dell'edificio, andando a creare efficienza sugli impianti e migliorando la sostenibilità, essendo che il settore delle costruzioni e dell'immobiliare è responsabile del 40% delle emissioni di CO2 nel mondo.